Avio Focolari. Ciao Daphne. Il fischiatore. Il fischiatore, il fischio nazionale. Ora io dico Avio Focolari, che molti ti conoscono perché fai teatro, insegni, scrivi canzoni, scrivi commedie, insomma, quindi hai una grande dote in tanti ambiti artistici. Però, Avio, che ti devo dire? È la croce che ti segue, che ti ha anche reso famoso, è il tuo fischio. Assolutamente. Come fischia lui, nessuno, per cui adesso io anche l'altra volta ho cercato di capire come si possa fare, tutti che siete qui, lui ci ha provato anche a spiegarmelo, si tira la bocca da una parte, la lingua... Ok, quindi la bocca va da una parte, la lingua va dall'altra, io riesco solo a sputare nel fare tutto ciò, mentre lui invece dovete sentire che cosa è capace di fare. Bene. Avio Focolari. L'ouverture della Gazzaladra. È un pezzo molto difficile, però io lo fischio. Un pezzettino perché dura 15 minuti, quindi lo faccio diventare un pezzo di pochi minuti. Fantastico! L'ho detto, sei pazzesco, veramente. È dura questa. Questa è difficile anche, Mamma perché poi mia. non prendi mai fiato. Io No. veramente non so come fai. Però Respiro a malapena. a malapena. Mi fai un pezzettino di una colonna sonora famosa? Tu fai un po' di tutto. Ah, sì, quindi, certo, il cereberrimo per per un pugno di il tuo dollari. fischio, dai. E come no? Rimani qua. Mi fai impazzire.
Io cercavo il trucco, mi fisso, poi gli fisso la bocca perché mi fisso a guardare per cercare di capire come faccia, niente da fare. Bene, grazie per essere stato con noi anche in questa edizione di Mille Voci. Avio Focolari. Grazie. Linea a tutti. Turco.